Che bei ricordi, io quella volta avevo fatto il fucsia che andare e tornare dal dock. Può sembrare impegnativo nel senso che ci sono punti che il sentiero non lo vedi, devi andare con le tracce. E per chi ha vertigini è una bella batosta, però è tanta roba, cazzo. Tra le malatissime, chiamale mode, no? Di questo purtroppo 2023, di quest'epoca pseudo moderna, cioè moderna in tal senso che siamo 2000 anni dopo il Cristo. Sì, sì, di te sentivo parlare di te. È nata pure anche quella dei taciti rinnovi, cioè tu acquisti tipo un plugin, una qualsiasi cosa e adesso non in Italia per carità, ma cosa cambia? Sempre mondo è, ti trovi applicato di default il rinnovo annuale. Chi magari non lo sa, non va a leggersi tutte le piccole clausette, non entra nelle impostazioni del profilo, eccetera, eccetera, si ritrova a dover pagare una cosa che non gli serve più. Questo fa abbastanza girare i coglioni. Probabilmente in questo mondo, io dico sempre, di robot, per robot si intende di automazione delle macchine, se ne parlava ancora in fondo 40 e passa anni fa, quando ci fu l'inizio del boom economico, ma adesso insomma ti taglio sto discorso. Cosa succede? Più automazione c'è stata nel nostro mondo e più disoccupazione si è creata, però giustamente a gente qualcosa deve inventarsi, quindi si va dall'accattonaggio alla prostituzione su OnlyFans, Pornhub, ce ne sono tantissimi, piuttosto che anche farsi chiamare escort per fare il stesso identico mestiere di puttana però con un nome più figo, quasi come non te fossi una puttana. È bellissima sta roba, è veramente stata una genialata. E tanti altri modi, secondo me ovviamente, insomma da vecchio veneto, delle vecchie generazioni, direi disonorevoli, no? Ok, per guadagnare i soldi, tra cui Dio povero sto fatto di vendere le robe adesso con sti rinnovi automatici, ovviamente con l'opzione la voce che è automatico ben nascosta, ben si intenda. Ah, mi fa morire, non ho mai avuto un cane che sorride. Ah, lei da 2 anni. Cuccio, scusa che ho impirato un deus paroccio, scusa amore, adesso non sorride più. Adesso è triste, povero cane, è un padrone maldestro. Allora, volevo farti vedere, ho capito che è usato, però 2 euro, la Gaia Scienza di Nietzsche, e migliaia di euro, una strassa perché magari c'è scritto, non so, Gucci o chissà cosa. E dopo chiediti perché il mondo va a puttane. Domandati. Oh, alti obiettivi e basse aspettative. Quante volte me l'hai sentito dire? E come potrei spiegare questa cosa se non con degli esempi? Guarda qua, tra le mie più grandi passioni c'è la filosofia e la psicologia. Punto senza aspettative né iniziali né finali, poi capirai, a diventare un grande pensatore. Risottolineo, senza aspettative iniziali e finali. Ok? Questa è una cosa importantissima per tutti. Ok, per uscire un attimo dal gregiame, per ricreare i grandi geni, i grandi artisti. Puntare così in alto, ok? Ci siamo capiti? Bene, quindi io sto seguendo questa strada, sto seguendo dove mi portano i miei istinti, diciamo i miei desideri, la mia pancia giorno per giorno sostanzialmente, no? Però se dovessi confrontarmi, tipo qua cosa che abbiamo Nietzsche, ok? Io chissà se l'avrò pronunciato correttamente perché l'ho sempre letto, non sentito. Se dovessi confrontarmi a lui, ecco, vedi, questa è una delle rovine dell'uomo, questo verbo, il confrontare, è una cosa veramente pericolosissima. Ma se io mai dovessi farlo, giustamente mi sentirei, passami il termine, inferiore, ok, rispetto a questo personaggio, o meglio, percepisco la mia immagine come inadeguata all'immagine che io vorrei costruirmi e che attualmente è in possesso a questo Nietzsche, ok? Quindi l'immagine del pensatore, l'immagine, comunque questo è un esempio fatto di pensatori, di filosofi, l'immagine di una riuscita. Può essere l'immagine di uno che ha i soldi, che ha la moglie figa, che ha 50.000 amanti, le puttane, eccetera, eccetera, ok? Pertanto, se io avessi avuto anche
l'aspettativa alta, ok? Questa sarebbe stata tradita, insomma, perché io ora mi vedrei che non sono dello stesso calibro, non sono alla stessa altezza di Nietzsche, non ho la stessa capacità introspettiva piuttosto che la stessa qualità intellettuale, e pertanto ci resterei male, vedrei il mio mondo distrutto, ossia l'immagine di me stesso che mi ero creato dissolversi, distruggersi, no? Una specie di tra virgolette morte, quindi entri bene o male in depressione, quel senso di frustrazione, eccetera eccetera. Nel mio caso invece il frutto di duri anni, il frutto di anni di disciplina, chiamalo allenamento, ha fatto sì che a me, del fatto che il Nietzsche sia 50 mondi sopra di me, cazzo me ne frega. Cioè io percepisco che il mio cervello è debole, ok? Che non ha la stessa potenza e soprattutto anche, insomma, la stessa capacità dialettale, perché il mondo è sempre funzionato così, perché pensa che una volta c'era uno, non sto cambiando discorso, sto solo aggiungendo, che diceva che una bugia detta bene vale più di una verità detta male, pertanto vedi, non avere una buona capacità dialettica, non essere un buon oratore, fa sì che anche se tu puoi avere delle brillantissime intuizioni, dei profondi ragionamenti e via discorrendo, se non li sai esporre correttamente, sia come forma non solo grammaticale ma proprio anche strutturale, passi per, non dico uno scemo, ma non vieni preso debitamente in considerazione, hai capito? E questa è una cosa, sì, delle mie frustrazioni, perché è vero, sì, non ho mai ambizioni, però il fatto di non riuscire a spiegare correttamente quello che penso e che provo, me lo sento un po' come una sorta di handicap, di limite, di catena, hai capito? Ci soffro non poco per questo. Perché? Proviamo a analizzare assieme. Probabilmente, vedi, anche questa è un'aspettativa. Vedi? L'aspettativa cos'è? Il desiderio di plasmare la nostra immagine, quella che ci siamo creati di noi stessi, come abbiamo già detto prima, sulla base alla fine di altre immagini, perché da questa aspettativa, da chi l'abbiamo presa? Ok? Abbiamo dovuto prenderla da qualcun altro necessariamente, quindi perché abbiamo visto che c'era un qualcuno di più scaltro, più intelligente, più astuto, eccetera eccetera eccetera, e abbiamo costruito su di lui questa immagine di eccellenza. Cerchiamo di copiarla, non ci riusciamo e ci rimaniamo male, ci distruggiamo dentro, hai capito? Un po' come te la menziono sempre, ma è tanto carina, perché vedi, io adoro gli esempi, perché gli esempi sono delle piccole storielle che spiegano cose molto complesse, quindi con gli esempi riesci a spiegare un po' a tutti o alla maggioranza cose che invece sarebbero per pochi, e pertanto io tiro sempre fuori l'esempio che fece Tiziano Terzani di quando era in questo, perdonami i dettagli magari proprio non me li ricordo perfettamente, ma era tipo in questo paese, non so se in Cambogia, comunque in un paese dell'est, dove c'erano degli agricoltori che non avevano la TV, non avevano i media, non avevano niente, vabbè, vivevano normali, com'è che dice? Contenti, non felici, contenti, ok? E vivevano contenti. E finché un giorno viene fuori, te l'ho già detta, sì lo so, viene fuori sta serie TV, Baywatch, con tutte le troie, quelle tettone, eccetera, eccetera, e parentesi, no, non è femminismo, quando io intendo i troie e i puttanoni, sono quelle immagini di donne utilizzate per accendere l'interesse tramite il desiderio sessuale, quindi con le scolature delle tette in vista, eccetera eccetera. Adesso non scendiamo sulla psicologia e torniamo un attimo a questo esempio. Insomma, è arrivata la TV americana con sti puttanoni e sti agricoltori, insomma, o almeno uno, lui ne aveva parlato, è vero, aveva parlato di sto agricoltore che se l'era presa con sua moglie e si era incazzato perché non era come Pamela Anderson. Quindi vedi, lui aveva questa immagine di sua moglie, che comunque aveva creato un'immagine, però non aveva metri di misura, di paragone, non aveva aspettative, no? Perché non aveva questo confronto
con l'altra immagine, che in questo caso con l'immagine del puttanone di Baywatch, e pertanto viveva non in conflitto, no? Viveva tranquillamente la sua vita. Poi si è creato questo conflitto e nel conflitto ha visto la sua immagine perdente, cioè l'immagine che aveva creato di sua moglie perdente, quindi la sua creazione. Questo è il tronco che porta tanti rami della nostra esistenza pratica anche, no? Puoi benissimo riproiettarlo sul mondo del lavoro e dei soldi. È una cosa che ti ho anche dimostrato io con la pratica, con il vivere in questo camper, eccetera, eccetera, che se tu ti estranei da queste immagini di benessere che sono state create dalla società, ok? Non necessariamente apposta, possono essere anche state create col tempo in base alle necessità economiche. Adesso non facciamo sempre complottismi e poteri forti a destra e a manca. Però tu in queste immagini fatichi a starci, cioè fatichi a avere la casa, pagare bollette, l'auto, il mutuo, e a motto, e il camper, e questo, e sti cazzi, hai capito? E quindi ti senti molto combattuto, nel senso che stai sprecando un'enorme dose di energia per arrivare al livello, per portare la tua immagine della tua attuale vita, del tuo attuale benessere, all'immagine del benessere che ha creato la società. In più, oltre a questo spreco enorme di energia, appunto, non ci arrivi, insomma, con tutto rispetto, non riesci a permettertelo, vedi che nonostante tutto quello che lavori, eccetera, 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 gli skei non basta mai, e ci resti male, quindi ti spalchi il culo, ti rovini la vita, e in più anche fallisci, cioè il senso di frustrazione e di perdita, no, hai capito? Quindi non è tanto da mandare a quel paese le case, le macchine, i lussi, eccetera, eccetera, perché secondo me è relativamente sbagliato, ma è da mandare veramente a quel paese il desiderio di quelle cose che ci hanno inculcato, o meglio, il desiderio inteso come la dipendenza, il conformarsi ad un qualcosa di necessario, che necessario non è, porca di quella troia. Questo probabilmente è un discorso che ho già fatto forse nei video, no? Il come va il lavoro, giusto per ricondirti, no, la pasta asciutta del discorso con un altro esempio. Come va il lavoro? Non lo so come va, cioè nel senso, va benissimo, non lo so quanto guadagno, forse guadagno poco, però questa vita che mi sono creato, ok, questo mio vivere nella materia, questo stare nel mezzo tra i costi e i ricavi, ok, fa sì che io provi un enorme senso di benessere. Io mi sento ben più che benestante, e questo discorso me l'hai già sentito fare tante volte, ok? Ma è benestante sotto ogni aspetto, non solo economico, ma anche psicologico, ok? Perché c'è gente che in teoria sotto l'aspetto economico ne ha veramente da buttare, da dargli fuoco, però diciamo è sempre sotto stress per tutti i pensieri causati da questi soldi, e contemporaneamente, nonostante ne abbiano da buttare, per questo tra virgolette stile di vita che si sono creati, ossia questa necessità di continuare a fare i soldi, cioè nonostante ne hai, ma ormai sei entrato nel loop. È il loop, non è il lupo, è la serie il circolo vizioso. E poi un'altra cosa, ecco, che l'ho pensata l'altro giorno, ma non l'ho neanche detta, stai attento, sempre parlando del benessere. Proprio adesso abbiamo parlato del benessere economico, nel senso i soldi, quello che hai bisogno, cosa ti serve, eccetera, eccetera, vizi inclusi. Per quanto riguarda il tipo di lavoro, attenzione, può sembrarti che magari, non so, vedi un influencer famoso, una puttana che magari sta su OnlyFans, mostra la vagina quelle 3-4 ore al giorno e fa molti più soldi di te, e guadagnando, e spendendo infinitamente meno tempo di te, cioè il tempo dedicato al lavoro. Però se tu ad esempio, non so, sei un musicista, ok, faccio un esempio, tutto inventato, perché l'esempio deve far entrare
la formula nelle menti. Allora tu sei un musicista e lavori 10-12 ore al giorno, cioè dedichi 10-12 ore al giorno a questa cosa della musica, e che però insomma ti dà grande soddisfazione, cioè ti piace, ti diverte. Diciamo che se non ti dovessero pagare è una cosa che faresti gratis o quasi gratis, insomma, hai capito? Per quello anche nel mio lavoro mi sento benestante. Può succedere, sì, è successo più di una volta che lavori 12, 14, 16 ore al giorno, dipende, a volte anche 0, dipende, però non l'ho sentito per nulla un peso e contemporaneamente mi sono sentito fortunatissimo. Personalmente, sicuramente avrò qualche problema nel cervello, mi sento infinitamente più fortunato di quei puttanoni che mostrano la vagina e le tette su OnlyFans. Attenzione, ogni volta che io parlo di puttane, accattonaggio, influencer, eccetera, eccetera, non mi riferisco mai a nessuno in particolare. Io mi riferisco sempre al male. Se poi Tizio, Caio e Sempronio praticano quel male, non mi interessa e non è per nulla rilevante. Il singolo è rilevante solo quando è a capo di un grande movimento, tipo Hitler quella volta. E invece il gesto che vincola l'andamento della società andare verso un dirupo e pertanto viene da me considerato come un pericolo da combattere. Ciò non cambia che poi ognuno può fare quello che vuole, può drogarsi, può stuprare, può fare rapine in banca, tutto quello che vuole, però non mi si può negare il pensiero, ok, di confrontare le mie opinioni con una morale collettiva e anche con una morale personale e uscirne, far così è da puttane, far così è da cattoni, eccetera, eccetera. Morire per delle idee, l'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente, abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede, dicendomi peraltro in separata sede: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta.